Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento oggi a TVA sono il presidente dell'Ordine degli Architetti, l'architetto appunto Alfonso Cimino, grazie per aver accettato il nostro invito, architetto, e il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, l'architetto Rino Lamendola. Grazie Presidente, buonasera. Anche a lei per essere qui a TVA. Ecco, vorremmo fare un po' un consuntivo, era da tempo che non lo facevamo, un consuntivo dell'attività dell'Ordine degli Architetti, sia con il Presidente dell'Ordine che il 14 luglio compirà il primo anno della sua attività da Presidente, ci parlerà un po' della sua intensa attività svolta dai vari convegni che l'Ordine ha organizzato, dai protocolli d'intesa firmati, dai forum anche con le amministrazioni comunali, ma parleremo anche dell'attività svolta nel Consiglio Nazionale dell'Ordine in vista anche del prossimo congresso nazionale cui già stanno preparando appunto per andare, e vedremo di cosa parleranno e vedremo anche di ciò che sono stati i risultati raggiunti anche a livello nazionale. Ecco, iniziamo proprio con il vicepresidente, l'architetto Rino Lamendola. L'architetto, un breve saluto ai nostri telespettatori. Lei dopo l'incidente si è rimesso in sesto, ricordiamolo, sì, che è stata insomma una parentesi poco felice, sì, però comunque abbiamo ripreso l'attività. Mi fa sempre piacere comunque essere qui in questa emittente. Ecco, partiamo da un evento sicuramente importante anche per la qualità degli ospiti che ha visto la partecipazione e anche per i temi che sono stati trattati. Il 7 aprile c'è stato un interessante convegno sul tema i luoghi colpiti dal sisma del 1968 nel territorio belicino della provincia di Agrigento e si è svolto a Santa Margherita di Belice. Ecco, facciamo un po' un consuntivo di questa giornata che ha visto la partecipazione sia del Presidente nazionale degli ordini, ma anche diciamo degli ordini regionali, insomma abbastanza interessante anche il dibattito che ne è uscito fuori. Sì, diciamo che è stata un'occasione per riflettere sugli errori anche fatti nel 68 quando il terremoto ha colpito il Belice. Il processo di ricostruzione ha interessato profondamente il territorio e soprattutto la riflessione è stata importante perché ci ha fatto capire quanto sia indispensabile coinvolgere i cittadini nei processi di ricostruzione quando c'è un sisma, ma anche nei processi di trasformazione urbana, di crescita delle nostre città. L'esempio emblematico di questa mancata stiamo vedendo anche delle immagini proiettate durante appunto il convegno. Dicevo, l'esempio emblematico della ricostruzione del Belice è Gibellina. Gibellina diciamo che è stata rasa al suolo ed è stata ricostruita a 20 km di distanza senza il pieno coinvolgimento dei cittadini. All'epoca le istituzioni preposte, in particolare il sindaco Corrao, al fine di garantire la migliore qualità architettonica, ha coinvolto nel processo di ricostruzione i migliori interpreti di caratura anche internazionale nell'ambito dell'architettura ed anche dell'arte contemporanea. Penso all'architettura di Quaroni, Venezia, Purini o alle opere d'arte di Cascella piuttosto che di Paladino e di Pomodoro, insomma. Ecco, però lì Gibellina è rinata come una città d'arte, un vero e proprio museo di architettura e di arte contemporanea, ma non è una città, non ha diciamo un'anima. I cittadini l'hanno sempre rifiutata perché non si sono riconosciuti negli ampi spazi di un nuovo sistema urbano che ignorava insomma, quello vecchio, che era caratterizzato da piccole strade, viuzze, cortili, che connotavano in maniera chiara diciamo, il codice genetico, insomma, le radici culturali, l'identità di una comunità. Quindi
questo ci fa capire che seppur coinvolgiamo la migliore architettura, la migliore arte contemporanea, noi non costruiamo una città se non coinvolgiamo i cittadini. Quindi questo processo non è che è soltanto, possiamo vederlo soltanto nella città di Gibellina, diciamo che ha interessato anche Poggioreale, piuttosto che Sala Paruta, ma anche Montevago per certi aspetti ha sofferto questo spostamento del centro storico, ma se vogliamo anche trasporre questo, diciamo, concetto su Agrigento, possiamo pensare alla costruzione del quartiere di Fontanelle. Fontanelle nasce negli anni '80, ma non c'è stato mai un coinvolgimento dei cittadini su Fontanelle. Il quartiere di Fontanelle è abitato da 40 anni, 50 anni oramai, ma soffre di una sorta di disamore degli agrigentini che vedono quel quartiere soltanto per dormire, è un quartiere dormitorio che non ha un'anima, perché all'agrigentino piace vivere nel versante meridionale della città, vicino al mare. Quindi anche lì una forzatura, quando noi si fa una forzatura è chiaro che poi i risultati sono questi. Quindi ecco, con il convegno di Santa Margherita di Belice, noi abbiamo su questo tema, ci siamo confrontati con le istituzioni e con diciamo, esponenti della cultura e dell'architettura di livello internazionale, oltre che con il Consiglio nazionale stesso, e quindi traiamo spunto di quell'esperienza affinché, insomma, nella costruzione delle nostre città bisogna coinvolgere i cittadini. In tal senso uno strumento che è stato introdotto recentemente dal nuovo codice dei contratti è il dibattito pubblico. Il dibattito pubblico impone per opere di un certo livello, quando superano 200 milioni di euro, impone il dibattito pubblico che può essere attivato comunque dal soggetto proponente anche per anche per importi inferiori. Quindi ecco, se dobbiamo trarre un spunto da quel convegno, cosa ci ha insegnato quel convegno? Ci ha insegnato che nei processi di trasformazione al centro ci deve essere il cittadino e non le politiche, diciamo, in maniera astratta. Presidente Cimino, allora parliamo di questo interessante convegno, cui voi chiaramente vi siete impegnati in maniera particolare, perché fare arrivare, insomma, tutti questi professionisti, colleghi, insomma, in Santa Margherita, insomma, non è stato sicuramente una cosa semplice, no? Quindi si è parlato intanto di rigenerazione urbana dei luoghi colpiti dal sisma. Sì, innanzitutto grazie per oggi essere qui a raccontare questa attività intensa, come ha detto fin dall'inizio, che dal 14 al 13 luglio dell'anno scorso abbiamo portato avanti. E infatti fin dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, pensando al 50° nel ricordo, nella memoria di quel terribile evento, abbiamo subito istituito una commissione proprio per il 50°. Attraverso il coinvolgimento degli architetti che facevano parte di questa commissione, capeggiata da Giacomo Cascio, che è un consigliere dell'Ordine, abbiamo inizialmente pensato di fare un evento che doveva un po' raccogliere le migliori energie, le migliori energie nel campo nazionale dell'architettura, proprio per parlare non solo di rigenerazione urbana, per parlare dei centri storici. Diceva bene il vicepresidente nazionale Lamendola, al quale lei mi chiedeva abbiamo avuto un grande sforzo a portare tanta gente a livello nazionale qui a Santa Margherita Belice. Dobbiamo dirlo, l'ho detto nel convegno, sicuramente questo ci è venuto veramente facile, perché con la presenza di Rino abbiamo avuto sicuramente una corsia agevolata, tant'è vero che noi abbiamo avuto
gli architetti agrigentini presenti in massa a quel convegno, gli architetti della regione siciliana, dei vari ordini della consulta, ma anche a livello nazionale vi era quasi tutto il Consiglio nazionale a Santa Margherita di Belice, capeggiati dal presidente Capochin, e tutto questo, devo dire, per noi è un fatto importante per il territorio belicino, perché l'attenzione è stata massima, perché gli errori del passato non si devono ripetere, perché ancora oggi, dopo 50 anni, noi parliamo di ricostruzione e questo non può accadere. Ma l'esempio sicuramente già detto sul centro storico e sulla rigenerazione, sulla ricostruzione la possiamo fare anche nei centri storici della provincia di Agrigento, perché seppur non diruti, seppur non affetti da un evento sismico, la maggior parte dei centri storici della provincia di Agrigento oggi si trovano in uno stato di abbandono generalizzato, tant'è vero che di recente abbiamo istituito anche un osservatorio per i centri storici, un osservatorio mettendo in sinergia anche la Curia Arcivescovile con Padre Pontillo, mettendo l'ANCE, mettendo anche Sicindustria, Confcommercio, mettendo la rete delle professioni tecniche, al quale crediamo tanto alla rete delle professioni tecniche, perché è un esempio che già abbiamo portato con Santa Margherita Belice, quindi mettendo l'imprenditoria e la parte professionale tecnica per cercare di dare un impulso alle amministrazioni, perché poi di fatto questo è il ruolo che abbiamo noi e lo dobbiamo portare avanti con forza noi come ordini professionali, è quello di dare un impulso alle amministrazioni, raccontare e dire come è giusto operare e quali politiche si devono portare avanti per i nostri centri storici. Di recente abbiamo visto anche ad Agrigento quello che sta accadendo, sul fatto che comunque vuoi non vuoi, non essendoci un progetto di una città, non essendoci un progetto di una rigenerazione urbana, nonostante si parli di Agrigento 2020, ci ritroviamo a vedere collocate molto spesso delle strutture, delle mattonelle che non fanno parte di un progetto di città che sa educare, ma fanno parte solamente di una libera espressione dettata da quel protagonismo civico che ben venga, ma nel momento in cui esso è a pari passo con l'azione pubblica, e allora è che sia orientato su un percorso generale, su un progetto di città. Ecco, su questo concetto che esprimeva anche il suo collega Lamendola, di piano calato dall'alto, diciamo, anche lei è d'accordo per questo fallimento? Sono creati delle città, diciamo, un po' lontane da quelle che erano i vecchi centri storici dove la gente era abituata, insomma, sì, a vedersi. Sì, l'abbandono di Agrigento sicuramente dettato anche qui da un tragico evento che fu la frana del 66. In quel momento si è pensato che costruire lontano dal centro storico, dare le case lontane dal centro storico di Agrigento era la strada percorribile, il cemento armato era la strada percorribile, sono stati creati dei quartieri satellite che, come giustamente diceva l'architetto Lamendola, poco si legano con la città. Sono dei quartieri che gli stessi cittadini sono diventati quartieri dormitorio e gli stessi cittadini non si intravedono, e questo è dettato anche da un ulteriore consumo di suolo che noi abbiamo fatto su Agrigento. Noi dobbiamo tentare di diminuire il consumo di suolo, di azzerarlo, perché solo attraverso questa politica possiamo pensare di poter rigenerare il nostro centro storico, ma il centro storico non va rigenerato solo attraverso l'azione del privato, deve essere rigenerato attraverso anche l'azione della mano pubblica, attraverso i piani commerciali, attraverso anche una infrastruttura intercomunale che ti possa dare la possibilità di mettere a rete le varie città della provincia di Agrigento anche a livello regionale. Agrigento, lo abbiamo detto negli ultimi mesi, a livello infrastrutturale è lontana dal resto del mondo, è lontana da Porto Empedocle, è lontana da Palermo, è lontana da Catania, è lontana da Castelvetrano, in questo momento è sicuramente, diciamo, infrastrutturalmente parlando, ha gravissime carenze infrastrutturali. E quindi noi dobbiamo far sì che attraverso un progetto vero di città, che è quello che stiamo sollecitando da circa un anno, quando noi parliamo di centro storico, quando noi parliamo di piani regolatori generali, come il piano regolatore generale di Agrigento, che ancora non vede la luce, quando noi parliamo di piano di utilizzo del demanio marittimo, sono tutti strumenti urbanistici che servono ad attuare politiche di rigenerazione di un territorio.
E questa è la cosa fondamentale, perché poi di fatto la città di Agrigento, la provincia di Agrigento è una delle province forse più belle d'Italia sotto il profilo della cultura, sotto il profilo del paesaggio, e di fatto poi i turisti qui non vengono, hanno grande difficoltà a venire, preferiscono sicuramente altre mete e non Agrigento. Il collega Cimino ci dà il là per parlare di piano regolatore. Ricordo quando lei era presidente, abbiamo ancora le registrazioni conservate, parlavamo di fallimento di piano regolatore, la speranza del piano regolatore. Siamo ancora a giugno del 2018, continuiamo a parlare di piano regolatore che non esiste. Ecco il suo punto di vista. Ma noi all'epoca avevamo già denunciato che il piano regolatore partiva male. Perché partiva male? Perché le prescrizioni esecutive non sono state redatte contestualmente al piano regolatore. Le prescrizioni esecutive non sono altro che dei piani particolareggiati che vengono, che intercettano quelle che sono le zone nevralgiche per lo sviluppo della città e che vengono pianificate dettagliatamente con le prescrizioni esecutive contestualmente alla redazione del piano regolatore. Questo non è stato, per cui le prescrizioni esecutive rimandate non hanno più senso perché diventano veri e propri piani particolareggiati che non trovano mai una realizzazione. Lei si ricorda il piano particolareggiato del centro storico, quanti anni l'abbiamo aspettato? 30 anni. Esiste questo strumento importante che è la prescrizione esecutiva, che rende subito esecutivo un piano regolatore. Questo è stato un peccato originale. Poi c'è anche il fatto, lo accennava poco fa il Presidente Cimino, del fatto che il piano regolatore, diciamo che è stato esageratamente sovradimensionato, è figlio di quelle politiche degli ultimi 50 anni che hanno puntato in maniera esasperata alla espansione edilizia, un'espansione edilizia non proporzionata al reale fabbisogno di residenza. Questo cosa ha prodotto? Ha prodotto lo svuotamento del centro storico, perché se io ho sempre gli stessi abitanti, 50 anni fa erano 55.000, adesso sono 60.000, quindi è quasi invariato, ho sempre gli stessi abitanti e nel contempo costruisco Fontanelle, Monserrato, Villa Sete, tutte queste frazioni. Da una parte il territorio si deve svuotare, si svuota il centro storico, questo diciamo è. Quindi noi abbiamo contribuito a svuotare il centro storico che di per sé già ha sofferto fortemente per la frana del 66, una parte del centro storico è stato abbandonato in quell'occasione, ma poi noi progressivamente lo abbiamo svuotato con la realizzazione di questi quartieri. Quindi il piano regolatore, gente è andata via. Ma certo è andata via, perché poi a parità di condizioni la gente preferisce la casa a San Leone piuttosto che a Villaggio Peruzzo o allo stesso Monserrato, dove possono parcheggiare la macchina e i servizi nel centro storico non ci sono. Però al di là di questo noi dobbiamo pensare che se una città cresce in maniera sproporzionata è una città che prima o poi dal punto di vista economico va in fallimento, perché è come se un padre di famiglia a fronte di uno stipendio sempre lo stesso comincia a fare la casa in campagna, poi comincia a fare la casa al mare, poi ci deve portare la fognatura, ci deve portare... Quanto abbiamo speso in questi anni per portare tutte le opere di urbanizzazione in questi quartieri? Ma è una somma ingente che ha messo veramente all'agonia l'economia agrigentina, e questo molto spesso non si pensa. Io da tempo lo diciamo noi, però è una cosa che viene molto spesso sottovalutata. Quindi quel piano regolatore di fatto nasce male e rischia di morire male, nel senso che magari quando andrà in vigore, sarà veramente effettivamente in vigore, sarà già scaduto, perché di questo si tratta. Quindi è un piano nato male e che ha contribuito tantissimo ai problemi del centro storico. Il centro storico che in questo momento sta avendo un attimo di respiro, se è vero che riusciamo a
acquisire questo finanziamento del progetto Girgenti, che sarebbe importante, che darebbe un po' di lustro a riqualificazione agli spazi urbani e alla parte pubblica del centro storico, ma anche privata, perché c'è un coinvolgimento privato. Noi pensiamo che questo progetto possa costituire un'occasione importante per riqualificare, per restituire al centro storico un ruolo di cuore pulsante della città, quello che ha perduto nel tempo. È una città che non ha un centro storico che funge da cuore pulsante, progressivamente perde le proprie radici culturali, perde la propria identità. Quindi per noi è importantissimo che il centro storico, che vengano adottate politiche di ripopolamento del centro storico. Allora, come si può ripopolare un centro storico? Allora, se arriva questo progetto, ben venga, se arriva questo finanziamento, si parla addirittura di 33 milioni. Se arrivano 33 milioni ad Agrigento, sicuramente è una cosa molto importante per il centro storico. Però non basterà questo, bisognerà anche coniugare politiche di incentivi fiscali e di politiche urbane. Le politiche urbane, l'abbiamo detto poc'anzi, è inutile che continuiamo a fare espansione se gli abitanti sono sempre quelli. E politiche di incentivi fiscali, al di là di quelli che sono, diciamo, canonici, che sono di livello nazionale, sono istituiti per legge finanziaria, mi riferisco agli incentivi del sisma bonus piuttosto che agli incentivi per il risparmio energetico, ma noi pensiamo da tempo a incentivi particolari sul centro storico di Agrigento, lo diciamo da anni, lo diciamo, non facciamo pagare le tasse sulla casa per 3, 4, 5 anni a tutti coloro i quali in seno a questo periodo recuperano la loro casa o la loro bottega artigianale o commerciale. Le minori entrate che ci sarebbero per un periodo abbastanza limitato sarebbero presto incrementate con il fiorire di una serie di attività commerciali e artigianali, perché il centro storico di questo ha bisogno. Quindi ecco, sono diciamo, lieto di apprendere che arrivano questi finanziamenti, ma oltre a questo bisognerà coniugare una serie di politiche, altrimenti rischiamo di avere un risultato assolutamente parziale. Presidente Cimino, ecco, a proposito di centro storico, lei vive il centro storico perché lei ha uno studio in via Atenea, per cui chiaramente ogni giorno va nel centro storico. Ecco, avverte da parte degli agrigentini un timido risveglio verso il centro storico. Stiamo vedendo tanti B&B, tante iniziative, mi risulta anche che ci sono diversi palazzi, insomma anche di una certa importanza, che persone vorrebbero fare dei nuovi B&B, delle strutture. Ecco, c'è un riappropriarsi del centro storico, secondo lei, che lo vive quotidianamente da parte degli agrigentini? Ma guardi, io da 25 anni, avendo lo studio, come dice lei, benissimo in via Atenea, avverto un'inversione di tendenza, nel senso che sotto il profilo commerciale, ed è all'occhio di tutti, le vetrine di via Atenea si sono spente. Noi non possiamo pensare che qualificare il centro storico, la via Atenea, significa fare 100 B&B o fare 100 ristoranti, perché non funziona. Tutto deve essere fatto secondo un equilibrio, secondo anche un'offerta che ci deve essere. È sicuro ed è certo che in questi ultimi anni il turismo sta attirando tantissimo, perché gli attrattori principali come la Valle dei Templi, come anche la Scala dei Turchi, sono degli attrattori turistici fondamentali, e quindi c'è stato un incremento, un flusso maggiore di turismo che ha richiesto l'utilizzo di questi B&B a discapito comunque anche degli alberghi, perché lo dobbiamo anche dire, certo, Agrigento è una città senza alberghi. Gli alberghi che c'erano prima, ci sono adesso, molti sono stati anche stagionali, e sono stagionali, perché di fatto è così.
vuoi o non vuoi, anche il Palacongressi chiuso per tanti anni, ha portato anche quel tipo di turismo o di flusso dettato dai grandi eventi che è venuto a mancare e che non è stata fatta assolutamente una politica per un Palacongressi. Io ricordo l'ultimo evento con la presidenza Lamendola, nel parlare di un progetto per la città, per la Valle dei Templi, che fu un evento eccezionale. Non si era mai visto che nella sala principale, la sala Zeus, la sala principale del Palacongressi, era pieno di architetti, era pieno nemmeno per altri eventi di grande natura. Comunque, ritornando al centro storico, di fatto, non essendoci un piano commerciale, non essendoci, ritorno a dire, un manto stradale, un'illuminazione, non essendoci una mano pubblica sulla via Atenea che investa sulla via Atenea, oggi noi ci ritroviamo con queste vetrine abbandonate, tutte, diciamo, con scritto affittasi e vendisi. Ecco, lo stiamo vedendo. E quindi questo, diciamo, questa inversione di tendenza, seppur qualche localino, qualche ristorante o la passeggiata, spesso non basta, non è bastato e continua a non bastare, perché di fatto la gente, la via Atenea era prima il centro commerciale. Io ricordo, scendevo dallo studio, un centro commerciale naturale, oggi non lo è più. E non è solo perché inizialmente si dava, tra virgolette, dico proprio tra virgolette, la colpa al fatto che è stato fatto ci sia stato il villaggio museo, che c'era il centro commerciale, perché il centro commerciale ha un target, i negozi della via Atenea potevano avere un target totalmente diverso, e quindi io ritorno a dire e ribadisco i concetti già portati avanti in questo momento, che è sicuro che la mano pubblica deve incentivare la riqualificazione di quella che è la via Atenea, che, ritorno a dire, è una delle strade più belle sicuramente della Sicilia, a volte paragonabile anche alla strada alla via di Taormina, perché sì. Come tipologia, anche se non ha poi il panorama, ma come tipologia araba, diciamo, è molto paragonabile. E quindi sul centro storico, a prescindere dal B&B, io non vedo assolutamente nessun miglioramento. Vedo solo che recentemente anche l'aver portato determinati uffici, non aver portato l'università su via Atenea, ma portato determinati uffici in dei palazzi di via Atenea, ha fatto sì che la gente si è allontanata dalla via Atenea, perché, ritorno a dire, avendo la Guardia di Finanza, avendo l'ufficio tecnico sulla piazza Pirandello, avendo anche la Camera di Commercio, quella zona solo nelle ore mattutine, l'ufficio tecnico del comune, gli uffici comunali, solo nelle ore mattutine è sicuramente invaso da tantissimi utenti, ma dalle 14 in poi quel tratto si svuota totalmente. Quindi io ritorno a dire, ribadisco che se noi pensiamo a una nuova pavimentazione stradale sulla via Atenea, pensiamo a una nuova illuminazione e a un piano commerciale su Agrigento, io sono convinto che gli agrigentini stessi, anziché affittarsi i negozi all'interno del centro commerciale con prezzi molto più onerosi, potrebbero sicuramente ritornare sulla via Atenea. Addirittura anche degli diversi istituti bancari che prima avevano sede in via Atenea e quindi sono andati via. Via Atenea è diventata, sì, è stata abbandonata. L'Unicredit. Ma io aggiungerei che molti comuni, ma non soltanto in Sicilia, nel territorio nazionale, per trattenere un turista sono costretti a giocare in rete perché non hanno un complesso, non riescono ad attrarre il turista in una serie di attività interattive. Ma Agrigento invece avrebbe di tutto. Agrigento avrebbe la Valle dei Templi, i monumenti del centro storico, le attività balneari e quelle congressuali, le potrebbe svolgere tutte, e il problema di Agrigento è che non è mai riuscito a trasformare quel turista mordi e fuggi che visita la Valle dei Templi e riparte, alla volta, come diceva il Presidente Cimino, di località meglio organizzate,
Perché? Perché non trova un sistema interattivo. Se noi invece prendiamo il turista che viene per fare la passeggiata nella valle, lo coinvolgiamo nella visita dei monumenti al centro storico e poi piuttosto alla visita alle attività balneari piuttosto che quelle congressuali, allora noi quel turista lo abbiamo trasformato in un turista stanziale che diventa un portatore di interessi economici diffusi per la comunità agrigentina. Il turista che viene alla Valle dei Templi e riparte non porta nulla ad Agrigento, questo dobbiamo capire. Sì, sì, questo ne abbiamo parlato sempre. Ecco, salendo dal centro storico andiamo a finire idealmente alla cattedrale, quindi facciamo un cenno anche, seguiamo anche noi un percorso virtuoso di dibattito, dal centro storico saliamo alla cattedrale. Ci sarebbero gli ipogei, insomma, sì. La cattedrale con i suoi problemi di carattere strutturale, noi lo diciamo da tempo, tutti gli interventi che vengono eseguiti per consolidare i terreni di fondazione della cattedrale sono interventi utili, ma non risolutivi. O meglio, sono risolutivi in maniera solo temporanea, si chiamano interventi palliativi che servono per risolvere un problema per il momento, ma non si può pretendere di riuscire a consolidare in maniera definitiva la frattura che passa sotto la cattedrale, perché io voglio ricordare che la cattedrale, il seminario, la curia arcivescovile sono collocati su una profonda frattura del banco calcarenitico su cui insiste gran parte del centro storico di Agrigento. Allora, tutto quello che è a cavallo di questa frattura si muoverà sempre, ci saranno interventi di mitigazione, interventi per scongiurare il crollo immediato della cattedrale o delle altre opere, ma riteniamo che i problemi del sottosuolo in quella zona rimarranno Presidente Cimino, ricordo quest'estate c'è stata anche una marcia per la cattedrale, si paventò anche il pericolo di uno scivolamento a valle della cattedrale, eppure qualcosa, diciamo, si sta muovendo, so che dei lavori in atto sono... Sì, ma sono sempre di questo tenore. Il suo parere anche su io questo. devo dire che mi fa ricordare una cosa con molto piacere. Quando ci siamo insediati l'anno scorso, il primo commento che abbiamo fatto come Consiglio dell'Ordine e io è stato proprio che la città di Agrigento non può avere la sua cattedrale. Quindi questa è una cosa che non possiamo ancora accettare, non lo può accettare la comunità, non lo può accettare la parte, diciamo, bella di questo territorio, e su questo noi subito ci siamo approntati a dare tutto il nostro supporto affinché sulla cattedrale vengano azionate tutte quei progetti e quelle iniziative che, come diceva giustamente l'architetto Lamendola, essendo tra l'altro diciamo lui molto da ingegnere capo anche di un genio civile, e quindi è stato anche da Agrigento, devo dire che questi non sono interventi che sono risolutivi, sono interventi tra virgolette utili ma palliativi che non vanno a risolvere il problema. Su questo noi abbiamo dato una grande vicinanza al tema della cattedrale, lo abbiamo voluto e lo abbiamo fatto anche a Natale, perché quando siamo stati come ordine con tutto il Consiglio e col Presidente Lamendola e col Presidente della Fondazione Architetti del Mediterraneo a fare gli auguri al Cardinale, lo abbiamo fatto non solo per un fatto di grande stima che abbiamo nei confronti del Cardinale, nei confronti della Curia, che sta avendo in questi ultimi anni un ruolo fondamentale nel centro storico agrigentino e nella cura dei beni ecclesiastici a livello provinciale, una cura che non si vedeva così da tantissimi anni, ma l'abbiamo fatto perché continuiamo a ritenere che la città di Agrigento dopo 10 anni ancora non può sentirsi lontana da quella che è l'espressione religiosa più alta per una comunità, la propria cattedrale. Una battuta sugli ipogei, ne abbiamo sempre parlato, una grande risorsa che purtroppo
il nostro territorio non sa sfruttare bene. E diciamo che gli ipogei sono stati costruiti nel 470 a.C. In occasione della battaglia di Imera, se non ricordo male proprio, lì sono stati costruiti per raccogliere le acque della città, drenarle verso valle e alleggerire il peso del colle, perché questo colle è di calcarenite, come se fosse una spugna. Immagini lei una spugna piena d'acqua, se invece una spugna drenata, asciutta, il peso è molto inferiore. Quindi drenavano le acque, quindi mantenevano molto più leggera la collina su cui poi sorge il centro storico, e avevano questa funzione anche di raccogliere le acque a valle. Nel tempo, soprattutto negli anni 60, gli ipogei sono stati un po' manomessi, a causa insomma delle costruzioni, tante palazzine hanno interrotto il corso di questi canali e hanno trasformato questi ipogei da un elemento importante per la sicurezza del centro storico ad una criticità, perché quando io ero capo del Genio Civile qui ad Agrigento, avevamo istituito una task force. Avevamo studiato tutto il sottosuolo ed era uno studio propedeutico poi a consolidarne tutti i punti critici, e avevamo notato che in corrispondenza degli incroci di questi cunicoli, di questi ipogei, si creano delle calotte che si staccano sempre più e quindi si avvicinano sempre più al sottosuolo, certo, al suolo, e quindi con grande rischio di coinvolgere in crolli quello che c'è sopra. Quindi se questo tema non sarà affrontato in maniera seria, con il passare del tempo noi ne vedremo. Ricordo uno in via delle Mura qualche mese fa. Sì, ma destò parecchia preoccupazione negli abitanti di via delle Mura. Ci sono degli ipogei dove lei li va a visitare, dove si vedono che sopra ci sono le fondazioni delle costruzioni che insistono sopra, che sono, diciamo, si vedono, sono già nude. Quindi io ritengo che il tema degli ipogei debba essere assolutamente ripreso. Noi avevamo fatto già una georeferenziazione di tutti gli ingressi, avevamo tutti i percorsi rilevati, quindi eravamo pronti ad intervenire. Poi io sono andato via a Caltanissetta, le risorse non sono state assegnate e quindi il progetto è svanito. Io ritengo che questo progetto debba essere ripreso per magari diamo l'input al Presidente dell'Ordine per fare un'iniziativa da stimolo per riprendere questo lavoro, Presidente Cimini. Ma sicuramente noi, partendo sicuramente da questo, coinvolgendo sicuramente anche gli altri attori principali di questa città, che sono la rete delle professioni, che sono gli imprenditori. Ma sa, in questo anno una cosa che mi è successa e che la dico un poco anche con amarezza, cioè noi abbiamo fino all'anno scorso non sentivamo più parlare di piano regolatore generale. Da quando ci siamo insediati abbiamo ripreso a parlare di piano regolatore generale, abbiamo fatto degli incontri, ma anche su questo, diciamo, ancora stendiamo ad arrivare alla luce. Non si era parlato completamente di SUE, sportello unico dell'edilizia, non se ne parlava più. E in questi abbiamo iniziato a fare tutta una serie di comunicati stampa, di incontri e riunioni. Oggi il SUE, seppur non è la panacea di tutti i mali che ci possono essere, anzi per noi professionisti forse la legge 16 non è stata sicuramente positiva in Sicilia, perché avevamo una legge sicuramente migliore, ma comunque, essendo per legge l'istituzione del SUE, finalmente il 1° giugno il SUE è diventato operativo. Dal 1° giugno. Dal 1° giugno. Come ordine abbiamo sollecitato il piano di utilizzo del demanio marittimo, ne parlavamo poco fa, non se ne sentiva parlare, li abbiamo sollecitati e finalmente oggi si è iniziato a parlare. C'è qualcuno all'interno dell'ufficio tecnico che sta valutando
e sta approntando il progetto del piano di utilizzo del demanio marittimo. Questo è, non solo come ordine ma anche come rete delle professioni, è un percorso che noi stiamo facendo un po' con tutte le amministrazioni a livello provinciale. Abbiamo, perché ritorno a dire, il ruolo è proprio questo, è quello di sollecitare le amministrazioni ad adempiere ai propri strumenti e ad adempiere, diciamo, a portare avanti tutta quella serie di iniziative che, se vengono adottate, io sono convinto oggi più che mai che ci possa essere un rilancio a livello economico per la nostra città, ma anche per tutto il territorio provinciale. Presidente Lamendola, c'è questa collaborazione con l'ufficio tecnico di Agrigento? Allora, guardi, per intervenire lei nel discorso. Anche l'altro ieri ero al comune, ho visto l'ufficio tecnico, l'ingegnere Vitellaro e gli altri che proprio parlavano. No, la collaborazione c'è, sicuramente la collaborazione c'è. Io però voglio parlare a livello generale, ecco, non tanto su Agrigento, perché vedo che c'è molta buona volontà da parte dei tecnici. Ma io voglio dire, il SUE può funzionare solo se c'è una piattaforma su cui i progetti viaggiano veloci, se no il SUE è un fortissimo rallentamento delle procedure. Intanto le dico cosa ha prodotto. Il SUE vuol dire che lei ieri, fino a ieri... brevemente. No, lo spiego subito. Per chi non è un tecnico. Allora, insomma, lei da casa fino a ieri poteva venire al Genio Civile, depositava un progetto, si assumeva la sua responsabilità e andava in cantiere. E io al Genio Civile entro 60 giorni le dovevo dare l'autorizzazione. A causa della legge 16 questo non c'è più. Lei ha il vantaggio di avere a che fare soltanto con il SUE, ma poi il SUE deve acquisire i pareri del Genio Civile, della Soprintendenza, della Forestale, di tutti gli uffici. E questo come lo deve fare? In maniera cartacea. Ma vogliamo scherzare? Ma abbiamo allungato i tempi in maniera inesorabile. Digitale, no? Allora, se tutto viaggia, è tutto telematico ormai, no? Ma penso. no? Sì, ma telematico. Ma noi in regione abbiamo una rete che in questo momento non è assolutamente in grado di far viaggiare i progetti. Una rete con qualche buco, ma non viaggiano neanche la semplice nota in PDF. Lei immagina se posso viaggiare un progetto che è pesantissimo. Noi facciamo 6.000, 7.000, 8.000 protocolli all'anno, quindi abbiamo bisogno di vettori stratosferici al cospetto di quelli che abbiamo. Quindi ecco, il SUE così com'è è un fallimento, lo posso dire senza paura di essere smentito, perché guardi, in questo momento, domani mattina, se il mio a Caltanissetta ancora non è attivo, Caltanissetta, funziona, io non potrò più prendere le pratiche dei Nisseni, le pratiche dovranno andare al comune di Caltanissetta, che dovrà chiedere il parere a Genio Civile. Il Genio Civile, se troverà un qualcosa da chiedere, lo deve chiedere al comune di Caltanissetta, che lo deve chiedere alla ditta. Ma mi dica una cosa, questo è uno snellimento di procedure? Io non credo. Allora, lo snellimento di procedure è quando se noi abbiamo una rete, una piattaforma che immediatamente i pareri si acquisiscono, allora ne vale la pena di fare questo giro. Ma così com'è? Ma lei immagini la scena di un autista che deve portare 40 carpettoni dal comune di Agrigento alla soprintendenza, al Genio Civile, è la pratica che si perde. Cioè, no, dov'è il vantaggio? Non riesco a capire dov'è il vantaggio. Allora, per me il SUE è un fallimento nel momento in cui non ci sono i vettori necessari per farlo funzionare. A mio avviso prima si sarebbe dovuta attivare una piattaforma informatica dove questi progetti potessero viaggiare veloci e dopo si poteva pensare di attivare il SUE. In questo momento la gente si sta lamentando perché prima era abituata, come dicevo poc'anzi, passava dal Genio Civile la mattina, il lunedì e il venerdì. Il lunedì depositava e andava in cantiere. Favoloso, cioè, cartaceo, però funzionava. Adesso no. Il SUE deve fare il giro. Mi scusi Presidente, e quindi diciamo io onestamente da noi o anche diciamo, lega all'Osservatorio Nazionale allora, funziona laddove le piattaforme nord, non ci sono, laddove non ci sono le piattaforme, il SUE è un fallimento. Però lo diceva poco fa il Presidente Cimino, noi qua avevamo
un vantaggio in Sicilia. Una volta tanto eravamo avanti, mentre nel resto d'Italia, per esempio, la pratica al genio civile doveva aspettare l'autorizzazione, noi avevamo una legge che consentiva al cittadino di depositare e intanto andare a realizzare sotto la propria responsabilità e poi entro 60 giorni acquisire l'autorizzazione. Quindi abbiamo perso una grande opportunità. A mio avviso siamo andati indietro, a meno che domani mattina non escono una piattaforma informatica in grado di poter far viaggiare 6.000, 8.000 progetti in un anno, ma io dubito. Senta, con il nuovo governo cosa vi aspettate? Ancora diciamo, il governo è da qualche giorno nato. Il governo nazionale. Cos'è che, diciamo, quale sarà il vostro lavoro? Devo essere sincero, al di là di ogni valutazione politica, perché noi valutazioni politiche non ne facciamo mai, noi vediamo soltanto fatti. E con l'ultimo governo e con l'ultima istituzione noi abbiamo avuto un colloquio veramente ottimo, positivo. Siamo riusciti a raggiungere obiettivi che forse manco in 40 anni, da 40 anni inseguivamo. Sì, sono cose molto importanti, gliene dico uno per tutti. Ecco, no, anche anche perché ce ne sono molti che sono veramente importanti. Prima per poter partecipare ad un concorso, un giovane non poteva partecipare a un concorso di progettazione perché doveva dimostrare prima il possesso di fatturato, requisiti, il numero di dipendenti, un'esperienza, e quindi praticamente il mercato era sempre in mano agli stessi perché avevano il fatturato, avevano le strutture professionali, avevano i dipendenti. Adesso con le riforme che siamo riusciti a far introdurre noi, il giovane talento o il professionista di talento che non ha fatturato perché non ha avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, può partecipare a un concorso, lo può vincere e poi nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione deve dimostrare il possesso dei requisiti potendo ricorrere a un raggruppamento, però ascoltate, la cosa è sottile, però il raggruppamento, chi ha il coltello dalla parte del manico, chi è che ha il potere interlocutorio? Il cervello, non più il fatturato, cioè non è chi ha il fatturato. Quindi che il giovane se ha cervello vince il concorso e poi se viene da lei che ha la grande struttura dice che fa, vuoi venire da me oppure vado da Cimino ecco, divento io a scegliere. E questo ha lanciato una profonda rivoluzione culturale, perché che è stata molto osteggiata da parte dell'OICE, che rappresenta le società di ingegneria e le società di capitale, che invece amano un altro tipo di approccio, quello sul fatturato, quindi io ho detto questa per dirne una, ma a livello nazionale, non so, per partecipare ad una gara prima il professionista doveva versare una cauzione, adesso la cauzione non si versa più, prima per partecipare. Insomma, avete fatto un'opera di snellimento. Snellimento e obiettivi. Ora adesso noi auspichiamo che con il nuovo governo si possa continuare anche con ritmi ancora migliori, il percorso già intrapreso e abbiamo già dei documenti pronti per portare al vaglio. Proprio ne abbiamo definito uno la scorsa settimana che sottoporremo presto al Ministro delle Infrastrutture Toninelli, ma diciamo che siamo comunque ottimisti perché non vedo il motivo per cui si debba tornare indietro. Noi riteniamo che andremo avanti a raggiungere altri obiettivi ancora importanti. Noi siamo qua quando voi ce lo volete comunicare. Presidente, ecco, tutte queste iniziative sicuramente sono state parte del tavolo che lei ha intrapreso di ascolto, di consultazione nei vari comuni della provincia con i vari ordini tecnici. Ecco, parliamone, so che siete stati a Canicattì, a Montevago, a Palma di Montechiaro. Ecco, perché questa esigenza? Da cosa è nata? E quali sono stati i risultati fattivi di questi incontri, Presidente? Allora, io devo dire che non è un ripetermi nelle cose, ma il nostro è un ordine fortunato come ordine degli architetti, perché devo dire avere la presenza dell'architetto Rino Lamentola come vicepresidente nazionale ci porta ad avere
un contatto diretto con tutte quelle che sono le strategie a livello nazionale che si portano avanti. Vedi il discorso dei lavori pubblici, visto che oramai la regione siciliana da tempo non legifera, ma vengono solamente recepite le direttive nazionali come il decreto legislativo 50 del 2016 e quello il correttivo del 2017, noi attraverso i tavoli romani e attraverso il Consiglio nazionale degli architetti noi abbiamo, devo dire, una corsia preferenziale e quindi riusciamo attraverso il Rino a essere presenti anche nelle proposte e in tutte le iniziative che si portano avanti. Vedi, fra l'altro, non solo i concorsi che abbiamo tra l'altro trasmesso a tutte le amministrazioni appaltanti della provincia di Agrigento, i bandi tipo che non si aspettavano già da circa 10 anni, dal 94, e che a oggi l'anno scorso sono stati presentati davanti, lo dico io anziché dirlo il Presidente Lavendola, sono stati presentati in una conferenza degli ordini davanti a Corradino dell'ANAC, e questo è stato un fatto importantissimo come a livello nazionale, e noi i bandi tipo li abbiamo trasmessi a tutte le amministrazioni appaltanti della provincia di Agrigento. Così come l'Osservatorio sui lavori pubblici, una piattaforma ideata dal Dipartimento dei Lavori Pubblici del Consiglio nazionale retto da Rino, che ci dà la possibilità di valutare tutti i bandi per i servizi di architettura e di ingegneria che siano corretti secondo, diciamo, non solo i bandi tipo, ma corretti anche secondo le normative vigenti. Il fatto che l'Ordine degli Architetti si è voluto anche spostare dalla sua sede tradizionale. Noi abbiamo intrapreso un percorso per andare a incontrare le realtà locali, perché noi siamo un'istituzione, un ente pubblico a pari non economico, e abbiamo voluto toccare con mano quali siano le realtà. Siamo stati a Sciacca, fermo restando Agrigento che ci siamo sempre e siamo sempre molto presenti e attenti. Siamo stati a Sciacca, anzi il sindaco di Sciacca poi è venuto anche da noi all'Ordine degli Architetti, è un fatto anche importantissimo, di grande amicizia, ma al quale abbiamo affrontato i problemi del territorio di Sciacca, che ci sono problemi molto ingenti sull'ufficio tecnico, carenza di personale diciamo che è andato in pensione, anche lì c'è un problema di SUE, c'è un problema di SUAP, c'è un problema anche di piano di utilizzo del demanio marittimo, c'è un problema di piano regolatore generale che attualmente è fermo per la via VAS. Siamo stati a Favara, nel quale abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione con il sindaco di Favara, dove attraverso il Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine, guidato da Roberto Campagna, andremo a rilevare, a completare quel lavoro fatto anni prima su quello che sono sugli edifici del centro storico, per vedere se sismicamente, staticamente fare un rilevo statico di tutti gli edifici. Siamo stati a Canicattì. Anche lì abbiamo fatto tra l'altro 2 importantissimi convegni, abbiamo parlato del Castel Bonanno, recentemente è venuto anche Paolo Portoghesi, perché è stato anche inaugurato il convento, l'ex convento di San Domenico. Siamo stati a Montevago, dove abbiamo prima tra l'altro dell'evento di Santa Margherita di Berice, dove abbiamo parlato del fatto di questa città abbandonata dopo il terremoto, la vecchia Montevago, sul quale pensiamo anche lì di fare un concorso di progettazione, che è un fatto importante, perché in tutto questo, lo dico io, in tutto questo abbiamo, io seguendo sicuramente le attività del Consiglio nazionale, il Consiglio nazionale ha fatto la piattaforma proprio per i concorsi, e questo è un fatto importantissimo. Ora magari Rino sicuramente meglio di me ne saprà parlare, e noi tutto quello che succede a livello nazionale lo portiamo immediatamente. Così è stato per il congresso che andremo a fare sugli architetti. Noi siamo stati, lo posso anche dire, il primo ordine d'Italia che abbiamo scelto i delegati attraverso un'assemblea. I delegati degli architetti che andranno il 5, 6 e il 7 luglio a Roma nel parlare delle città del futuro, un tema a noi caro che lo portiamo già avanti da tempo, hanno stilato un documento che è stato, oggi è parte integrante
del documento della consulta regionale della Sicilia, abbiamo parlato di centri storici, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di fascia costiera. E questo, l'aver scelto i delegati in un'assemblea ha fatto sì che loro stessi, i colleghi, si sono incentivati a voler essere parte attiva a quello che sarà il congresso di luglio a Roma. Ecco, ritornando, chiudendo questo ragionamento, il fatto che c'è questa grandissima sinergia, e lo abbiamo visto con Santa Margherita Belice, lo vediamo in tantissime altre attività tra Roma e Agrigento, ci porta oggi solo lustro, non solo per il nostro ordine, ma ritengo anche per il nostro territorio, per le tante iniziative che si portano in campo. È stato chiamato in causa per i concorsi? Sì. Parlavamo poco fa di piattaforma affinché possa funzionare bene il SUE o ESUAP. Noi l'abbiamo sperimentata per i concorsi. Allora, i concorsi in Italia non hanno avuto successo sino ad oggi perché la procedura è più lunga, e quindi diciamo le amministrazioni spesso si scoraggiano. Benissimo, noi con la piattaforma abbiamo dimostrato che invece il concorso è più veloce. Le spiego perché. Allora, innanzitutto tutto viaggia telematicamente, viene garantito l'anonimato, la trasparenza, è un concorso più trasparente e più sicuro, e poi noi abbiamo dimostrato che quando si è esperito un concorso in poche settimane, perché con la piattaforma si fa in poche settimane, si riducono intanto i costi e i tempi a carico sia dell'amministrazione che dei concorrenti. Non c'è la carta, non ci sono i tempi, tutto compresso. La qualità è sempre altissima. Una volta individuato il vincitore, io ho colui il quale poi svilupperà il progetto definitivo, il progetto esecutivo, la direzione lavori, la sicurezza. Io mi sono risparmiato 3-4 procedure di gara con 3-4 possibilità di ricorsi, eccetera eccetera, quindi alla fine io con una procedura ho diciamo risolto tutto il ciclo della progettazione e direzione dei lavori, quindi alla fine c'è un'economia sia a livello proprio di risorse che di tempi, quindi stiamo puntando molto su di questo, e devo dire che già noi questa piattaforma la diamo in uso a tutti i committenti pubblici e privati che scelgono di bandire un concorso a 2 gare, che noi riteniamo sia il migliore. Sa quanti concorsi abbiamo bandito? Il primo è stato un concorso per la riqualificazione dell'area FALC di Sesto San Giovanni. La società che lo ha bandito è Milano Sesto, grande fabbrica FALC, ci sono 19 milioni di euro di investimento per recuperare la zona. 19 per recuperare la zona, il primo premio è di 950.000 euro, si è fatto in poche settimane e i lavori stanno cominciando, stiamo dimostrando come funziona. E sa che dopo questo caso noi abbiamo una sfilza di enti importanti come CONI, Croce Rossa, Comune di Norcia, Comune di L'Aquila, Roma, Comune di Roma, che adesso sono in lista d'attesa perché vogliono tenere i concorsi con noi, perché hanno capito, per quei motivi che le dicevo prima, che alla fine il concorso uno snellimento, insomma, c'è uno snellimento e un risparmio e una maggiore qualità, perché mentre lei con il concorso sceglie il prodotto finito, il progetto, quando sceglie un progettista lei presume la qualità scegliendo il progettista, ma non vede la qualità. Le faccio un esempio: quando lei vuole comprare una mela e va nel fruttivendolo e sceglie le mele, lei, quello è un concorso, sceglie la mela migliore, ne vede tante e prende la mela migliore, mentre quando lei le compra col produttore, sceglie un produttore che sa che le manda buone e si fida del produttore, magari lì in mezzo ci troverà la mela marcia, cosa che lei invece se le va a scegliere una per una, perché lì questo è il progetto, se lo sceglie lei, il progetto quando è già sviscerato. Ecco, quindi alla fine noi dimostriamo che veramente se noi vogliamo portare la città del futuro, vogliamo dare qualità alla città del futuro,
uno degli elementi importanti è quello di rilanciare la centralità del progetto. Allora, abbiamo gli ultimi minuti. Ultima domanda a conclusione del nostro tempo che è già scaduto. Presidente, un anno, diciamo il 14 luglio, farà un anno. Abbiamo parlato di quello che avete fatto. Parliamo del futuro. Ecco, il programma futuro della sua presidenza per l'Ordine degli Architetti dal 14 luglio 2018 al 14 luglio 2019. Allora, innanzitutto noi siamo sempre al rilancio, come si suol dire. Noi ci stiamo preparando fortemente al Congresso nazionale, perché da lì verranno tutte le idee da portare a compimento anche nel nostro territorio. Dicevo che attraverso il documento la provincia di Agrigento sarà anche al Congresso nazionale, con il documento della consulta regionale degli ordini. Ora stiamo già attivando, abbiamo attivato l'osservatorio sui centri storici, su questo ora inizieremo tutta una serie di progettualità con la rete delle professioni tecniche, con gli imprenditori, per vedere anche, l'osservatorio deve anche guardare cosa fa l'amministrazione, cosa fanno le nostre amministrazioni, se utilizzano i bandi comunitari, cosa succede su tutti i piani regolatori della nostra provincia di Agrigento. Inizieremo, e al vaglio abbiamo già approvato uno schema di protocollo d'intesa che vorremmo proporre al Presidente del Tribunale di Agrigento e a quello di Sciacca. Lo porteremo la prossima settimana all'interno della rete delle professioni tecniche affinché sia condiviso, perché vorremmo attenzionare anche tutte quelle politiche per quanto riguarda i nostri consulenti tecnici di ufficio o di parte, e su questo ci sarà un grandissimo lavoro da fare. Porteremo avanti a ottobre, ci sarà anche ci sarà il mese della sismica, attraverso una programmazione del Consiglio Nazionale degli Architetti, degli Ingegneri di Fondazione Narcassa sul sisma bonus che è stato approvato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove fa parte il vicepresidente Lamendola, e ci saranno 200 piazze italiane, e speriamo di una di queste piazze sia anche Agrigento, dove parleremo dell'importanza del sisma bonus. Continueremo con il percorso di tutti gli altri comuni della provincia di Agrigento. Ci siamo un po' fermati perché ci sono state le politiche recentemente, ma vogliamo andare a Licata perché è un territorio importantissimo, vogliamo rilanciare sui porti, e dobbiamo andare anche a Menfi dalla nuova sindaca, il nuovo sindaco, tra l'altro collega dell'Ordine degli Architetti, perché riteniamo siano importanti questi due comuni agli opposti del nostro territorio. Così lo faremo con Porto Empedocle. Ecco, vorremmo girare tutta la provincia di Agrigento portando il nostro contributo e raccontando tutto quello che abbiamo detto in questa trasmissione, parlando proprio dei concorsi, parlando proprio dei bandi tipo, parlando del rilancio dei centri storici, perché, ritorno a dire, la nostra è un'attività che non può stare solo all'interno della sede istituzionale dell'Ordine. La nostra è un'attività dove il ruolo fondamentale dell'architetto è l'attore principale, io dico sempre, nei processi di trasformazione e di rigenerazione urbana delle nostre città, e lo vogliamo fare anche nei vari territori della provincia di Agrigento. Presidente, allora, in vista di questa città del futuro del Congresso nazionale, che si svolgerà dove e quando, così diamo anche un'informazione. Sì, al Parco della Musica, dal 5 al 7 luglio, Roma. È un congresso che saremo 3.000 delegati provenienti da tutta Italia. Il messaggio che vogliamo lanciare è la città del futuro, che passi per il processo di partecipazione, come dicevo poc'anzi, ma che punti anche sulla qualità dell'architettura, sulla qualità delle opere pubbliche, nella convinzione che poi il pubblico sia trainante nei confronti degli investimenti privati. Abbiamo un po' preso spunto di esperienze perché il tema è quello della rigenerazione urbana. Sempre quello. Abbiamo preso spunto. Quello è un punto fisso. Sì, perché oramai
non andiamo certamente a implementare ancora la nostra città, quindi a consumare nuovo suolo, andiamo a rigenerarle. Abbiamo preso alcune città europee che possono essere un simbolo, come le cosiddette capitali verdi europee, Amburgo, Bristol, Lubiana, Nantes, che hanno saputo adottare delle politiche urbane contemperando anche gli aspetti ambientali e promuovendo un'architettura sostenibile e un'economia sostenibile in grado di garantire il benessere per i propri cittadini. Quindi noi, seguendo questi modelli che hanno avuto successo in Europa, cercheremo di promuovere un modello che possa essere seguito nelle nostre città italiane. Presidente, ecco, io in scaletta ho saltato una cosa, come nostra è anche una trasmissione di servizio. Spieghiamo un attimo questa legge del sisma bonus, sì, i vantaggi per l'utente e i vantaggi per le imprese. Ecco, brevemente, le concedo 2 minuti. Allora, c'è una legge, è stata lanciata dalla finanziaria del 2017 e consente per tutti i proprietari di costruzioni di civile abitazione e produttive di poter migliorare sismicamente la propria costruzione, e per far questo ha diritto a un 50% di detrazioni fiscali sulle opere da realizzare. Qualora questo proprietario invece riuscisse a far passare la propria costruzione da una zona rischio, da un'area a rischio a un'altra area a rischio inferiore, questa detrazione aumenta al 70%, se invece riesce a passare 2 classi di rischio inferiori arriva anche all'80%, quindi c'è una forbice che va dal 50 all'80% e chiaramente si può detrarre fino a un massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Quindi se noi abbiamo 10 unità immobiliari possiamo detrarre già per 960.000 euro. E c'è da dire che una cosa importantissima è che le detrazioni indipendentemente dalla grandezza dell'unità immobiliare, e comunque il fatto importante è che nel caso di un cittadino incapiente può trasferire il credito all'impresa. Quindi questo è veramente importante. Quindi l'impresa lo può rendere bancabile. Conveniente per tutti, e per le parti condominiali addirittura le percentuali arrivano fino all'85%. Ora io ritengo che quella manifestazione di cui parlava poco fa l'architetto Cimino, il Presidente, sarà molto importante per far capire alla gente che c'è questa grande opportunità da sfruttare. Io la conosco molto bene perché ci ho lavorato in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e vi devo dire che è una grandissima opportunità che al momento l'Italia sta sottovalutando. Quindi di chi vuole delle informazioni si può recare presso il vostro ordine, chiaramente. Sì, anche noi, ma anche voi dobbiamo darci una mano per cercare di far capire bene al cittadino che può oggi migliorare sismicamente la propria casa con un notevole risparmio. Bene, io ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Architetti Alfonso Cimino, ringrazio il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Rino Lamendola per aver risposto alle nostre domande. Abbiamo fatto un po' un riassunto di ciò che è stato un anno di attività, ma anche le prospettive dell'anno che verrà. Grazie, ricordo sempre ai nostri telespettatori, la trasmissione si può vedere sul canale digitale terrestre di TVA LCN 92 in Sicilia e Bassa Calabria, la stessa trasmissione sarà caricata sui nostri canali YouTube, Twitter e Facebook. Grazie e una buona fine settimana. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito.